Un paio di orologi, due catenine in oro. Porta via l'oro chi vede quel poco di oro. L'abbaiare dei cani dietro i recinti è assordante, ma nulla ha potuto contro le incursioni dei ladri. Un vero e proprio raid. Via Diaz, via Alemagna, via Altinate. Diverse le abitazioni violate nei giorni scorsi a Vasconde Carbonera. Colpi messi a segno all'imbrunire, poco prima di rincasare o approfittando di un'uscita dei proprietari, anche sotto il naso dei vicini. Io ero qua sentato in cucina e lui io spagavo il balcone, quello è qua. E dopo io andai su una famiglia qua da Trio. Dalle 6 alle 8, 9. Corriva l'imbrunire, ti cominci a serrare tutte le porte, tutto quanto stasera. Era uno fino a telefonare, a me c'è una cara che sono io mio, è nato via. E io nascondo Trio. L'ha visto proprio. A me non era che avevo visto. I ladri studiano le abitudini delle loro vittime e i residenti sono sempre sul chi va là, ma non basta. In queste abitazioni i delinquenti sono entrati dal cancello posteriore ed hanno scassinato un infisso. L'incremento dei furti preoccupa i residenti. Adesso è un periodo che sono più frequenti. Hanno passato quasi tutte le case qua vicino, per cui siamo davvero come in prigione, perché non si sa come difendersi, insomma. Ci vorrebbe secondo lei un intervento più Energico delle forze dell'ordine e della sorveglianza, insomma. Però è anche vero che non è possibile avere una pattuglia ogni casa. La casa di questo signore, ad esempio, è già stata presa di mira 3 volte. Forse serve un impianto d'allarme, dice sconfortato, o forse servono misure più forti. E alle sue orecchie la nuova legge sulla legittima difesa suona così. Io sto prendendo seriamente in considerazione di avere qualche cosa per difendermi, perché se per caso ci capita che arrivano di notte, siamo qui io e mia moglie e cosa facciamo? Quando uno varca il cancello di una proprietà privata senza suonare il campanello, è giusto che abbia dei rischi anche seri. Difendersi dunque, senza paura e anche, se serve, rispolverando metodi più tradizionali. Corro driva, mane con le scuole.